Ragazzi, siamo arrivati, non fate casino perché se si allertano i magnacci ci bogano subito. Fate parlare me, non fate casino. Sì! Arrivati. Là, le bagazze! Zitto, non ci fanno entrare. Ciao, sono Olimpia. Buonasera signora peripatetica, dunque abbiamo un piccolo problema, gli ho portato il mio amico Virginello qui che, deve sapere che non ha mai usato il chiccotto, non l'ha mai incingiato, mischino, e volevamo sapere se poteva fare qualcosa per il suo problema, perché, deve sapere che lui ha la sacchetta gonfia, molto gonfia, di sperma, lo dovevo dire, l'ho detto. Di sperma proprio purescio. Sì. Io sono ben messo, c'ho l'amica così grande, c'è per esempio Suazo è messo molto bene, anche Zola non scherza, però c'è lui che proprio non l'ha mai usato, è gonfio, è messo male. Mi sa che capito, Poi c'è un altro problema, a lui gli vengono le polluzioni noti, mi sburrare murando sa tutto notti, sì. È un casino. Io ho le corruzioni. Non so se lei ne tratta mica di queste dimensioni, c'è Sugururu, lo stesso che ha dei problemi, lui è messo più male di Sugururu, se può fare qualcosa, noi siamo disposti a pagare, quanto vuole? Come no? Sì. Lui, no, lui i soldi li ha messi. Pompino siamo su 10 euro, capito? No, me lo convida a currere. Guarda che io ho messo 10 euro prima di te, quindi tocca a me. Me lo convida. Oh, ma se te la do, ma la succhi, vero? Tu diventerai ricco. Ma che cazzo succede? Gli ha fatto l'amica da burricco. No. C'è la più grande di me. Ragazzi. Ma che cazzo stai facendo? Il leader ero io, dovevo scoparmela per primo. Mo' arrivi tu con l'amica più grande. Boh. Dammi il medaglione. Sacco di do culo, bagassa. Prendi Gigi. Va bene, adesso possiamo anche cominciare. Io, prima io. Vedremo, c'è posto per... No, prima io. Non imbrogliare, 20 euro. Li ho messi io prima di te. L'ha visto anche lei? Sì. Ragazze, non besticciate. C'è posto per tutti nella mia attenta. figa. Adesso io gli immagino la patata. Vai, togo. E vedrete che sarà una giornata indimenticabile. C'ho già il pampore alla gola, mangiati al cazzo. Sì. Voi tutti mi prenderete tutti insieme, vi ciuccerò la banana dopo avervela spiloncata e il Virginello verrà sverginato e gliela ciuccio. Ne ho spaccato di cici come questi, sì. E tu cosa vuoi fare, mischino? Al massimo ti sei fatto 2 puli che faccia appari col bidet? Sì, se sono poligoni. Ma cosa stai dicendo? Sgrulla! Ma che cosa dici? Lei che dico una scucchiata, non me li picao. Ma cosa stai dicendo? Ah sì, tu te la vuoi scoppare. Ascolti, signorina Columbia, lo sa cosa facciamo? Io glielo tengo in Nadias, glielo tengo fermo e lei... Ci siamo capiti, no? Lei lo galoppa fino a quando non riusciamo a risolvere il problema, mischino. Bisogna svuotarlo, dai. Non lo vede che è gonfio? Gli sto scendendo le orecchie. Poveraccio. Mi fa un po' finza la pena. Era meglio prima, ce l'avevo così grande! Se torno normale. Potrà mica come un burrico. Non avete capito, mi dovete riempire il culo di carne a manetta, capito? Sono arretto che cane.